Un cordiale saluto gentili amici e amiche, la visione all'ascolto, ben ritrovati per quanto riguarda la pagina informativa. Da mesi subiva, senza averle mai denunciate, aggressioni fisiche e verbali da parte dell'ex compagno, anche in presenza del figlio minore avuto dalla precedente relazione. Finché al culmine di una lite in casa, l'uomo, un 55enne senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri. Dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia. L'episodio è accaduto a Trieste. Secondo una ricostruzione, l'uomo era già stato aggravato, pochi giorni prima dell'arresto, dell'ammonimento del questore per una lite avvenuta in un bar sempre con la ex, una donna di 38 anni. I carabinieri della compagnia di Auresina, allertati dalla segnalazione al 112 per un litigio in ambito familiare, hanno inviato le pattuglie più vicine, le quali hanno bloccato l'uomo prima che questi potesse aggredire la 38enne. Anche alla presenza dei militari, il 55enne continuava a inveire contro la donna, minacciandola di morte. Pur avendo lasciato da giorni l'abitazione in cui convivevano, l'uomo vi era tornato perché non si rassegnava alla fine della loro relazione, aggredendo la donna. Il pubblico ministero della Procura di Trieste ha disposto per il 55enne la custodia cautelare in carcere. Raffiche di bora intorno ai 100 km/h oggi a Trieste. Secondo le previsioni dell'Osmer, ARPA Friuli Venezia Giulia soffierà bora forte sulla costa e in particolare sul capoluogo, da moderata a sostenuta sul resto del litorale e sulle zone orientali. In Friuli Venezia Giulia è previsto vento da nord-est moderato anche in quota. Le temperature sono in picchiata con minime anche sotto lo zero. A causa del forte vento a Trieste sono una trentina gli interventi di messa in sicurezza già effettuati dal comando provinciale dei Vigili del Fuoco, mentre altri risultano ancora in coda. Sul territorio stanno operando 2 autoscale, 3 squadre della sede centrale più le squadre del distaccamento di Opicina e Muggia. Tra gli interventi in atto la messa in sicurezza di alberi e coperture pericolanti e la rimozione di ingombri sulla strada. 2 persone sono state soccorse questa mattina dal personale medico-infermieristico per le ferite che hanno riportato a seguito di incidenti sulla neve. La prima caduta si è verificata nel complesso degli sport invernali di Piancavallo e ha coinvolto una persona. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio dell'elisoccorso che ha preso in carico la persona infortunata, si tratta di un uomo, per poi trasportarlo in volo in codice giallo stabile all'ospedale di Udine. Il secondo incidente è avvenuto a Forni di Sopra, dove una persona è caduta sulla neve. Gli infermieri della centrale operativa della Sores hanno inviato l'elisoccorso Falco di Belluno, che ha preso in carica il ferito, per poi trasportarlo in volo all'ospedale di Tolmezzo. È atterrato nella zona dell'elibase, dove poi è stato recuperato dall'equipaggio dell'ambulanza e trasportato nel vicino nosocomio. L'elicottero è rientrato in codice verde. Grazie per la visione all'ascolto, ulteriori news come sempre sul nostro sito friulitv.net. Non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata.